Provenzano è malato, ma non è demente. Il boss è sotto processo alla Corte d'Assise d'Appello di Palermo ed è capace di partecipare alle udienze coscientemente e di difendersi. Così hanno sentenziato i consulenti incaricati dai giudici giudicanti. Sì, è verità, a Provenzano è stato diagnosticato l'insorgere delle Parkinson, poi una encefalite destinata a peggiorare. E poi vi è la recrudescenza del tumore alla prostata, il cancro contro cui Provenzano ha già combattuto da latitante, viaggiando nascosto 2 volte verso una clinica di Marsiglia. Ecco perché ieri il figlio Angelo ha denunciato il decadimento neurologico, quindi le Parkinson e l'encefalite, e poi le difficoltà nella chemioterapia. Riassumendo il tutto nella frase: il conto alla rovescia è cominciato. Se davvero il final countdown è iniziato è un interrogativo per i soli medici. Al momento però Provenzano è capace, lucido e dunque non vi è una infermità tale, come secondo il codice di procedura penale, da pregiudicare la sua corretta presenza ai processi. L'accertamento medico sull'ex capo di Cosa Nostra siciliana è stato sollecitato dal difensore, l'avvocato Rosalba Di Gregorio, che ha più volte denunciato le gravissime condizioni fisiche e mentali del suo cliente. Oltretutto Provenzano, detenuto al 41 bis a Parma, sarebbe afflitto da problemi alla colon e la colonscopia ancora non è stata compiuta fuori dal carcere per ragioni di sicurezza. L'avvocato Di Gregorio ha citato anche le lettere che le ha scritto Provenzano e dichiara che sono sconnesse, dimostrano la sua difficoltà a capire e a seguire ciò che gli si dice. Anche per le sue attività quotidiane in cella avrebbe bisogno di un supporto, al momento mancante.